Inaugurati stamani i lavori per la nuova rete idrica ad Agrigento dopo tanti anni di attesa, presente il Presidente della Regione Schifani, l'assessore Di Mauro e il Sindaco Miccichè. Ampia la partecipazione di studenti della nostra provincia alla Festa del Mare che si è svolta oggi presso la Capitaneria di Porto Empedocle. Si è discusso degli 80 anni della Resistenza italiana in un incontro promosso dal Liceo Leonardo al Palacongressi, presenti qualificati relatori. Il Comitato Civico per l'Aeroporto di Agrigento ha incontrato il candidato alla presidenza del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino. Si è spento all'età di 102 anni l'attore agrigentino Nino Bellomo, una grande perdita per la cultura agrigentina. Incendio doloso a Ravanusa, bruciata un'auto, a Licata prende fuoco una villetta disabitata. Buongiorno con nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, 11 aprile, venerdì. Finalmente oggi si dà l'avvio ai lavori per la nuova rete idrica ad Agrigento, attesa da tanti anni. Oggi la presenza del Presidente della Regione Schifani nel cantiere di Via Demetra ne sancisce il suo inizio. Presente anche l'assessore all'energia Roberto Di Mauro, che ha anche parlato delle sue dimissioni annunciate, il sindaco Miccichè, che ha affermato oggi è una data storica. Annunciato anche dal Presidente Schifani la costruzione del dissalatore a Porto Empedocle. Le nostre interviste. Siamo qui per testimoniare come il governo regionale sia attentissimo alle esigenze di una vita quotidiana normale nell'Agrigentino ma anche nella Sicilia. La dispersione delle reti idriche è una delle cause delle siccità che non possiamo più tollerare, è un fatto inqualificabile perché abbassa la qualità della vita alla quale hanno diritto i cittadini siciliani. E quindi iniziamo i lavori per finirli entro un anno e mezzo, per dare ad Agrigento una nuova rete idrica assieme ai dissalatori che abbiamo già in previsione a Porto Empedocle che verranno realizzati entro l'estate, e un piano di interventi complessivi di contrasto alla siccità, perché è cambiato l'ecosistema, ma questo cambiamento dell'ecosistema ci sta consentendo anche di affrontare in maniera strutturale e strategica le annose vicende della mancata afflusso d'acqua, per esempio ad Agrigento, dove storicamente è un fatto più che notorio che più del 50% dell'acqua immessa nella rete idrica venga dispersa. Sono episodi che non possiamo più tollerare, non vogliamo tollerare. Abbiamo investito 30 milioni di risorse proprio per fare in modo che la qualità della vita migliori e che non ci sia più acqua dispersa. Altre infrastrutture da finanziate, Presidente, in Sicilia? Abbiamo previsto altri milioni per 17 interventi con 70 milioni per altre reti idriche. Stiamo affrontando il tema delle reti idriche non soltanto ad Agrigento ma nel comparto siciliano, perché non esiste solo Agrigento che ha questi problemi. La strategia è questa, quella di lavorare sui dissalatori da un lato, quindi nuova acqua potabile, ed evitare la dispersione dell'acqua che abbiamo. In arrivo tantissimi soldi per l'innovazione delle imprese siciliane, una bella opportunità, una ghiotta opportunità. Sì, abbiamo delle risorse che non dobbiamo né possiamo sprecare, lo faremo con grande senso di responsabilità. Abbiamo vissuto l'anno scorso un momento di crescita economica non indifferente dovuta a vari sforzi, alla semplificazione delle procedure che abbiamo impresso con la riforma della Commissione Tecnico-Specialistica, che ha consentito a chi vuole investire di avere dei pareri in tempi, non dico immediati, ma in tempi normali per sapere se poteva farlo o non farlo. Prima non era così, abbiamo semplificato le regole di questa commissione, abbiamo impresso alle dirigenze, anche con appelli a volte un po' pesanti da parte del sottoscritto per stimolarli, di darsi dei ritmi più veloci, di essere più decisionali e più decisionisti ed assumersi le proprie responsabilità, perché in un sistema burocratico come quello nazionale a volte conta più un direttore che non un assessore, ha più potere un direttore. Se un direttore non si assume le responsabilità perché non firma un decreto, si paralizza tutto. Quindi il mio confronto con la burocrazia regionale è stato sempre abbastanza, non sereno, ma conto di raccogliere i primi frutti, perché spero di avere trasfuso nella dirigenza regionale il senso di responsabilità di una squadra che lavora unita, perché se un direttore regionale
non si assume delle responsabilità e non è in grado di farlo, io ho fatto capire spesso si dimetta, lasci quell'incarico nella logica di un progetto più ampio di crescita della Sicilia. A volte ci riesco, a volte no. Il mio sogno sarebbe quello di non doverlo chiedere mai a nessuno. A volte purtroppo sono stato costretto ad esercitare moral suasion, ma un fatto è certo che per quanto riguarda il mio governo la scelta dei dirigenti, dei capi dipartimento sarà improntata a due criteri: uno il rispetto delle norme anticorruzione che prevedono l'obbligo di rotazione per alcune deleghe, l'altro la competenza e l'attività sul ramo al quale sono chiamati a dare dei loro consigli, ma delle determinazioni, delle direttive. Non si può sbagliare. Probabilmente in passato nella mia terra, e lo dico senza volontà di critica nei confronti di nessuno, questi concetti della meritocrazia rivolta alla burocrazia regionale non hanno fatto da padrone. Ha prevalso più la politica sulla scelta del direttore amico dell'amico e non sulla capacità del direttore. Io sto cercando di cambiare questa rotta, facendo in modo e pretendendo che quando si deve scegliere un capo dipartimento, un direttore generale, debba essere adatto al ruolo, e questo è l'impegno che intendo mantenere. Oggi 11 aprile 2025 è una data storica per Agrigento. Penso che da decenni che si parla di questi lavori, finalmente grazie al governo Meloni per i fondi di sviluppo e coesione, poi grazie anche al governo Schifani, e ringrazio in maniera calorosa, sentita, il presidente Schifani, perché ha anticipato addirittura parte delle somme destinate proprio a questo lavoro. Quindi oggi parte la rete idrica, i lavori dureranno circa un anno, finalmente il centro storico, la zona prettamente urbana di Agrigento verrà fornita di una nuova rete idrica, quasi il 58% di perdite finalmente sarà azzerato, o quasi. L'obiettivo qual è, Sindaco? L'obiettivo è quello di ridare dignità a questa città, di dare un servizio, di incrementare l'unica industria che noi abbiamo, il turismo. Se non riusciamo a dare un'ottima accoglienza, naturalmente non siamo in grado di ricevere turisti. Vero invece che c'è un interesse da parte dell'intera politica, da livello nazionale a livello regionale, e anche noi abbiamo fatto la nostra parte, perché se ben vi ricordate da tanti anni c'erano state tante promesse, tanti finanziamenti, ma mai nessuna amministrazione aveva fatto un bando di gara, aveva affidato i lavori e poi la partenza dei lavori. Noi invece abbiamo fatto il bando, abbiamo affidato i lavori e finalmente oggi si parte. Un'emergenza superata, Sindaco? L'emergenza superata in parte, naturalmente ci sarà anche ora, e sempre grazie al presidente Schifani, la realizzazione dell'installatore a Portemberro, che è un'altra tappa importante. Quindi sono convinto che la crisi idrica diventerà un brutto ricordo. Tanto che oggi noi iniziamo qui, che è una zona un po' più periferica del centro storico, e così saranno i vari lavori, saranno interessate le prossime periferie, e invece al centro storico saranno i lavori a macchia di leopardo, però proprio per evitare di intralciare gli eventi e i lavori di Agrigento 2025. Sindaco, l'obiettivo è dare acqua agli agrigentini ogni giorno, tutti i giorni. E quello ci dobbiamo arrivare sia con il rifacimento della rete idrica e anche poi con l'installatore. Di concludere il più presto possibile per dare una risposta adeguata non solo alla città di Agrigento, ma a tutti coloro che frequentano Agrigento. Perché ha deciso di dimettersi assessore? Ma questo l'avevo già convenuto da un po' di tempo, è un assessorato abbastanza importante questo, ma anche una serie di difficoltà di natura operativa rispetto alle quali certamente io mi sono impegnato, però ogni cosa ha un suo tempo, ha una sua, come posso dire, contemporaneità con le cose che si devono fare. Quindi ho dato il mio contributo, abbiamo approvato il piano rifiuti, abbiamo finanziato le opere che riguardavano il settore idrico, abbiamo anche realizzato un'iniziativa importante nel settore energetico, essendo, mi permetto di dire, la prima regione d'Italia in ordine a quelle che è le rinnovabili. Rispetto a tutto questo è giusto che ci sia qualche altro che continui questo lavoro complicato, fatto di poche persone, di pochi dirigenti, di pochi funzionari, e soprattutto la necessità anche che ci siano nuove energie che possano affrontare meglio tutto il tema dei rifiuti, dell'acqua e dei servizi pubblici in generale.
Oltre 250 bambini delle scuole primarie della nostra provincia hanno invaso stamani la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera Empedoclina. L'occasione è stata data dalla Giornata del Mare, istituita nel 2005 con lo scopo di sviluppare la cultura del mare intesa come grande risorsa di valore scientifico, ricreativo ed economico. Il collega Moscato. Oltre 250 bambini delle scuole primarie della provincia di Agrigento, con la loro allegria, simpatia e un coinvolgente vocio, hanno invaso questa mattina la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle. L'occasione è stata data dalla Giornata del Mare, istituita dalla legge 171 del 2005, con lo scopo di sviluppare la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore scientifico, culturale, ricreativo ed economico. Ad accogliere i piccoli ospiti il personale militare della Guardia Costiera, con loro anche i marinai dell'ANMI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, la Lega Navale Italiana, il WWF Italia, Riserva Naturale Orientata Torre Salsa, il Club Nautico Punta Piccola, la Scuola Nazionale Cani di Salvataggio, Sezione Sicilia con i loro cani bagnino. Ospiti interessati ed entusiasti, come dicevamo, i bambini degli istituti scolastici del territorio. Primo step presso il cortile interno della Capitaneria di Porto, dove sono stati allestiti dei gazebo con materiale illustrativo ed informativo delle varie associazioni. I volontari hanno spiegato agli attenti ragazzi le attività svolte dalle loro associazioni, come la salvaguardia della tartaruga caretta caretta, è stato ricostruito un nido per la deposizione delle uova. I ragazzi hanno visto da vicino le piccole barche a vela della Lega Navale, i modellini di importanti navi da guerra e l'eccezionale Amerigo Vespucci. Hanno ascoltato anche i racconti dei reduci dell'ANMI. Quindi la visita presso la sala operativa della Capitaneria di Porto, dove è stato anche simulato un collegamento radio con i mezzi nautici del corpo. Motovedette della Guardia Costiera che sono state viste da vicino nel loro punto di ormeggio presso il porto empedoclino. La giornata è terminata nella spiaggia di fronte alla sede della Capitaneria con la simulazione di un salvataggio con la presenza di un mezzo nautico della Guardia Costiera e dei cani bagnino, splendidi Labrador della Scuola Nazionale Cani di Salvataggio, sezione Sicilia. Abbiamo deciso di dedicare questa giornata, la giornata appunto nazionale del mare, ai bambini degli istituti primari del territorio, proprio per garantire quella che è la sensibilizzazione delle giovani generazioni alla tutela dell'ambiente e del mare. E per questo, in collaborazione con la Lega Navale Italiana, con l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, con il WWF, la Riserva Orientata di Torre Salsa, abbiamo dedicato dei momenti di sensibilizzazione a favore dei ragazzi. Un interesse importante soprattutto nell'ascoltare anche i racconti dei vecchi marinai, nel vedere le piccole imbarcazioni e soprattutto anche vedere i cani, i Labrador di salvataggio. Sì, esattamente, poi l'ultimo momento della giornata sarà dedicato proprio ad assistere ad un'esercitazione a cura della Scuola Nazionale Cani di Salvataggio Sezione Sicilia, che in collaborazione con i nostri mezzi nautici svolgeranno una simulazione di soccorso in mare. Abbiamo visto anche molti bambini interessati direttamente nella sala operativa a parlare con l'apparecchio radio con gli altri operatori. Sì, sono stati particolarmente affascinati dalle comunicazioni radio, che i ragazzi hanno potuto effettuare delle chiamate radio simulate con i mezzi nautici. Il mare e la divisa hanno sempre il loro fascino anche sui più piccoli. Sì, indubbiamente, e ci tenevo a ringraziare soprattutto i docenti per aver permesso agli studenti di partecipare a questa bellissima giornata. Noi siamo un'associazione di volontari che siamo presenti in Sicilia, sia a Palermo che a Catania, in tutto il territorio nazionale. La scuola è un'associazione di volontari che si occupano, oltre all'attività di tutela del mare e dell'ambiente, facciamo attività di salvataggio. Oggi nello specifico faremo vedere ai ragazzi della scuola come si interviene come unità cinofile a effettuare salvataggi in acqua in caso di
necessità per un bagnante che ha delle difficoltà. Dei cani veri e propri bagnini con tanto di brevetto? Dei cani, dei veri bagnini con tanto di brevetto, assolutamente. Noi come attività di salvataggio siamo abilitati come bagnini e i cani sono abilitati dalla Scuola Italiana di Salvataggio come brevetto all'attività in acqua. Sicuramente un addestramento importante. Assolutamente un addestramento importante che inizia nel periodo invernale con l'educazione a terra, però per poi approcciarsi successivamente l'educazione in mare e quindi l'attività in acqua per diventare poi unità operative cinofile con il supporto anche della Guardia Costiera. WWF abbiamo fatto una simulazione di ovodeposizione della tartaruga caretta. Abbiamo simulato le tracce della tartaruga, abbiamo messo le uova che sono in questo caso delle palline da ping pong e i ragazzi poi hanno trovato la traccia, hanno scavato e trovato le uova. Ha trovato interessamento da parte di questi bambini? Molto interesse, tra l'altro questa spiaggia è un sito di nidificazione, per cui molti di loro già avevano visto sia le tracce che la schiusa dei piccoli negli anni passati. C'è un interesse ambientale anche in questi piccoli? Sì, i ragazzi sono molto interessati all'ambiente e alla natura in generale. Allora è un momento molto importante, altamente educativo, perché se seminiamo nelle nuove generazioni i valori del rispetto dell'ambiente, dell'amore per la natura, del rispetto per il luogo in cui vivono, ci può essere un futuro, altrimenti siamo perduti. Abbiamo visto questi bambini interessati e partecipi. Sono interessati, partecipi, felici e stanno imparando tante cose nuove. Stanno conoscendo anche una realtà che sconoscevano, perché non è solito andare anche nei luoghi che abbiamo vicino casa, come per esempio gli uffici della Guardia Costiera. 80 anni di resistenza e di libertà, una storia da difendere, è stato questo il tema di un incontro che si è svolto oggi al Palacongressi di Agrigento, organizzato dal Liceo Leonardo. Le interviste ai relatori. Oggi un'interessante iniziativa sugli 80 anni della Resistenza, qui con noti colleghi illustri e anche un giornalista del gruppo Fininvest. Sì, oggi celebriamo, perché ne abbiamo sentito il dovere, gli 80 anni dalla liberazione. Li celebriamo con la convinzione che la liberazione non è da intendersi soltanto come la fine di un conflitto, certamente lo è stato, ma è essenzialmente un processo di riconquista di una nazione, di riconquista dell'anima della nazione, ma anche la promessa di un futuro fatto di pace, democrazia e progresso. I valori che hanno contraddistinto la liberazione sono stati indubbiamente il coraggio, il sacrificio e la determinazione di tanti uomini che si sono opposti al nazifascismo. Oggi noi vogliamo ricordarli, vogliamo ricordare questi valori, non dimenticando peraltro che sono quelli sui quali è stata costruita la nostra Repubblica, quindi valori di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia. Allora, questi 80 anni in cui celebriamo la resistenza italiana sono molto particolari, perché la liberazione è avvenuta soprattutto grazie all'intervento degli Stati Uniti, degli alleati e anche della Russia, dell'Unione Sovietica. E noi ci troviamo in una situazione del tutto nuova in cui improvvisamente Russia e Stati Uniti sembrano essere nemici, per cui o soccombiamo o ne traiamo lo spunto per arrivare finalmente all'unità dell'Europa. Resistenza, Costituzione sono i momenti fondanti della nostra Repubblica, quelli che dovrebbero darle un'identità aperta, basata sui valori costituzionali, sulla liberal democrazia, sull'esigenza di partecipare per salvaguardare la propria libertà. I ragazzi come si approcciano a questi valori? I ragazzi sono sensibili di fronte alla storia. Quando li si interroga sulla storia e si fa capire loro che la storia è viva, che la storia è storia contemporanea, nel senso proprio che poi appartiene al loro mondo, sono sempre interessati. Sono valori che ancora i ragazzi percepiscono, magari deviati da tanti fake news che arrivano nei social? È il grosso problema ed è il grande compito che si deve porre la scuola. La scuola, attraverso le discipline come la storia, la filosofia, ha un ruolo fondamentale nel plasmare la cittadinanza. Per discutere di resistenza e per discutere di quella che è l'eredità che la resistenza ci ha lasciato e che è tutta nella nostra Costituzione, una delle migliori Costituzioni che esistano al mondo,
che pochi conoscono, anche quelli che invece dovrebbero in qualche modo consacrarla facendo politica, ed è importante parlarne, soprattutto ai ragazzi, perché deve essere il loro faro, la loro guida, la guida della loro vita nelle istituzioni, nella società, nella vita politica. Ma secondo te che approccio hanno i ragazzi verso questi temi? Forse distratti dalle tante notizie false che arrivano dai social? È un problema quello delle... Allora i ragazzi hanno, rispetto a noi che siamo un po' più vecchi, il vantaggio di avere un sacco di fonti, molte fonti. Avere tante fonti a disposizione in realtà può diventare un boomerang, perché è difficile poi capire quali sono attendibili e quali sono meno. Bisogna a questo punto dotare i ragazzi della cultura, della conoscenza necessaria a capire quali sono le notizie vere da quelle false. È un po' il compito che abbiamo anche noi che lavoriamo nel mondo dell'informazione e della stampa, e della criticità che hanno i nostri figli, i nostri ragazzi. Un'impressione su Agrigento 2025 che è stata al centro delle tantissime negatività sui social, sulle TV, sui giornali, sulla carta stampata. Ecco, ora sei qui ad Agrigento, una tua impressione? Allora, ho ovviamente poco tempo per poter esprimere un giudizio completo. Io credo che questa sia un'occasione da non perdere. Si rischia di perderla, siamo già ad aprile, però si è ancora in tempo per poter utilizzare questo anno di Agrigento per farla conoscere al mondo, perché questo anno non venga sprecato, insomma dobbiamo metterci qualcosa un po' tutti quanti noi. Grazie. La pace difenderemo, ogni paese la pace avrà, conquisteremo il mondo intero e grideremo viva la libertà. Ognuno la pace difenderemo, ogni paese la pace avrà, conquisteremo il mondo intero e grideremo viva la libertà. E il Comitato Civico per il futuro aeroporto di Agrigento ha incontrato ieri il candidato a presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, per discutere sul futuro dello scalo aeroportuale agrigentino. Il Comitato dell'Aeroporto Civico di Agrigento oggi incontra il candidato al Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino. Ecco, sostanzialmente quali sono le vostre richieste? Buonasera, allora siamo qui a incontrare il candidato Pendolino in quanto riteniamo che come candidato alla presidenza del Libero Consorzio possa esprimere già una sua visione sul problema delle infrastrutture, che è una delle cose che sta a cuore al comitato. Infatti noi siamo comitato civico aeroporto e di infrastrutture. Mettiamo prima l'aeroporto perché riteniamo che è una struttura, un'infrastruttura che si possa realizzare nel minor tempo come tempi di realizzazione e con il minore investimento rispetto a autostrade e ferrovie. Non escludiamo che bisogna lavorare su tutte le altre infrastrutture, sui parcheggi eccetera. Siamo qui per conoscere appunto il pensiero del nostro candidato presidente, per vedere qual è in prospettiva la situazione nel momento in cui dovesse, come auspichiamo, realizzare questo sogno di dirigere la nostra provincia. Ecco, non solo aeroporto, ma ci vogliono anche le infrastrutture di collegamento. Sì, infatti è una delle cose sulle quali noi come comitato ci siamo mossi, abbiamo avuto assicurazione anche da parte di dirigenti di Ferrovie dello Stato per l'ammodernamento della linea ferrata Agrigento-Licata, che è una linea ferroviaria che consentirà di realizzare una metropolitana di superficie che colleghi il capoluogo, che colleghi Licata, che colleghi Gela con il futuro aeroporto. Che cosa dire relativamente anche ai finanziamenti europei necessari per queste infrastrutture? Se state seguendo un po' i chiarimenti che il Ministero ha chiesto al Libero Consorzio? Allora, nelle more che il Libero Consorzio si organizzi e sviluppi le risposte a tutte le richieste fatte dal Ministero, stiamo lavorando affinché
il Ministero delle Infrastrutture caldeggi l'inserimento dell'aeroporto di Agrigento nel PNA, Piano Nazionale Aeroporti, perché l'inserimento nel PNA non è ostativo il fatto che ancora il progetto non sia definitivamente approvato, perché essendo stata approvata l'area, essendo stata ritenuta idonea l'area delicata, ci sono le carte in regola perché venga inserito nello strumento di programmazione nazionale per gli aeroporti fino al 2035. Per quanto riguarda gli investimenti, le strade da seguire, qui la parola la do anche al futuro presidente della provincia, sono diverse. Una di queste è fare una manifestazione di interesse che faccia la provincia verso i privati per far sì di fare una società mista pubblico-privata in cui il privato investa la stragrande maggioranza dei capitali necessari per realizzare il progetto definitivo e realizzare l'aeroporto. Oggi questo incontro interlocutorio con i rappresentanti dell'Associazione Civica per l'aeroporto di Agrigento. Ecco, lei ha ascoltato le richieste e il suo punto di vista? Guarda, il mio punto di vista è quello di lavorare per tutte le infrastrutture, perché questa provincia ne ha bisogno, a partire dall'aeroporto, alla rete ferroviaria, alla viabilità interna, perché le strade provinciali sono diventate, diciamo, delle trazzere. Quindi dico questo non chiaramente per colpa magari dei commissari, ma perché non c'è stato un interesse politico, e quindi che torni la politica al centro è un fatto importante, perché il politico ha l'interesse del territorio, il politico ha l'interesse della crescita del territorio, quindi noi siamo favorevoli, quindi se sarò eletto mi adopererò affinché... Quindi c'è un impegno fattivo, però non solo l'aeroporto, si discuteva anche delle infrastrutture necessarie anche a raggiungere luoghi interni dell'Agrigentino. Sì, ma dobbiamo considerare che un aeroporto funziona se poi ci sono le infrastrutture di collegamento, perché altrimenti se le infrastrutture di collegamento non ci sono, diciamo che non possiamo auspicare a una crescita anche di transito e quindi di passeggeri. Allora dobbiamo lavorare in sinergia affinché si raggiungano degli standard europei per dare la possibilità, ecco, ai turisti o anche a operatori economici che vogliono venire alla nostra terra di viaggiare in sicurezza e non passando diverse ore dietro semafori o chiusure di strade e deviazioni. Si è svolto ieri un incontro promosso dal Movimento Politico Sud Chiama Nord. Il tema, quello delle prossime elezioni provinciali, si è anche discusso delle prossime tappe politiche del partito in provincia di Agrigento, alla presenza dell'onorevole Danilo Lo Giudice. Le interviste. Oggi un'assemblea qui ad Agrigento per presentare il vostro movimento anche in vista delle vostre posizioni politiche sulle prossime elezioni alla provincia. Sì, esattamente, come abbiamo avuto modo di dire, non è un'elezione quella di secondo livello che ci affascina e che ci piace, però ovviamente volevamo essere presenti, per questo abbiamo scelto una candidatura di spessore, ovvero il nostro consigliere comunale di Ribera Enzo Costa, che sarà presente a sostegno della candidatura del presidente Pendolino, che ci auguriamo possa riuscire a raggiungere l'obiettivo di guidare la provincia di Agrigento. Ecco, si discuterà anche di tematiche politiche, gli obiettivi futuri? Ma gli obiettivi futuri sono tanti, ovviamente Agrigento in questo momento è protagonista in Sicilia, sicuramente come capitale della cultura, e quindi è chiaro che ci sono tanti temi che riguardano sia la città ma soprattutto l'intera provincia che noi vogliamo affrontare e portare avanti, dalla crisi dell'agricoltura alla crisi idrica, e ci auguriamo che questo percorso positivo non solo possa consentirci di esprimere il consigliere provinciale nella persona di Enzo Costa, ma soprattutto di porre al centro queste tematiche fondamentali e importanti per il territorio. Per la regione, la vostra posizione? Per la regione la nostra posizione è sempre stata chiara, all'opposizione siamo e all'opposizione rimaniamo, al netto di quelle che sono spesso veline giornalistiche. È chiaro però che abbiamo assunto una posizione di dialogo rispetto anche a quelle che sono tematiche importanti, perché l'obiettivo non è di fare opposizione distruttiva, ma è quello di fare un'opposizione costruttiva che possa invece dare idee positive, progetti positivi per la Sicilia e i siciliani. Perché c'è stata questa spaccatura ad Agrigento, anche un po' in Sicilia, del centrodestra, delle forze di opposizione, questo accordo anche con i partiti della sinistra? Ma diciamo che questa elezione è una elezione anomala sotto tutti i punti di vista, nella misura in cui per la prima volta
sostanzialmente diventa più un'elezione politica che un'elezione di popolo. Questo ha fatto sì che anche la quadra rispetto al centrodestra non si sia trovata né ad Agrigento né ad altri posti. È una domanda però che va più girata alla coalizione di centrodestra più che a noi siamo esterni rispetto a questo ragionamento, però a prescindere esprimiamo la nostra candidatura proprio perché le nostre tematiche siano affrontate. Però vi siete accordati con Forza Italia e l'MPA, insomma. In questa provincia sì, in altre province abbiamo fatto ragionamenti per esempio con il centrosinistra. Ripeto, il nostro ragionamento da un punto di vista di scelta politica non è né di destra né di sinistra, è più un ragionamento civico, di espressione civica. Poi se all'interno delle province e dei territori quella che è la base locale ritiene che sia utile più fare un ragionamento, in questo caso con MPA e Forza Italia, piuttosto che con il PD da qualche altra parte, in qualche altra provincia, va bene, l'importante è raggiungere l'obiettivo. Enzo Costa, perché ha deciso di scendere in campo per le elezioni di secondo livello? Ecco, lei è consigliere comunale a Ribera, no? Sì, io sono consigliere comunale di Sud Chiama Nord a Ribera. La disponibilità è stata data prima di tutto al mio territorio e alla provincia di Agrigento e ai comuni che ne fanno parte e poi naturalmente al partito. La presenza di un consigliere comunale di Sud Chiama Nord naturalmente è importante per difendere quelli che sono le necessità e cercare di risolvere i problemi del territorio. Quando l'onorevole Lo Giudice mi ha chiesto questa disponibilità, ho subito dato la mia totale disponibilità per spirito di servizio e per essere presenti in una competizione così importante. Tra l'altro la mancanza delle province in questi anni si è sentita e oggi, anche se con un'elezione di secondo livello, abbiamo l'occasione di poter rappresentare meglio il territorio e di poter essere quell'anello di congiunzione che manca fra i comuni e la regione. Arriveranno i fondi per rilanciare le province, è un ente diciamo importante per il territorio, ma ci sono anche le risorse finanziarie. E questo è quello che ci auguriamo, perché chiaramente la necessità della ricerca dei fondi e dei finanziamenti necessari alle infrastrutture del territorio. Linea alla regia per la pubblicità. E il libero consorzio comunale di Agrigento ha reso note ulteriori disposizioni legate alle elezioni del prossimo 27 aprile, che riguardano i candidati. In particolare si precisa che corre l'obbligo di pubblicazione entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni, cioè domenica 13 aprile, del curriculum vitae fornito da ciascun candidato, del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato nel sito internet del partito, movimento politico, della lista che si presenta alle elezioni. Il libero consorzio comunale di Agrigento provvederà alla pubblicazione dei link sul proprio sito internet entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè domenica 20 aprile. È morto stamani ad Agrigento all'età di 102 anni l'attore Nino Bellomo, una personalità di grande spessore della cultura agrigentina. Bellomo, persona mite e sempre disponibile, ha partecipato a diverse fiction teatrali e televisive. Al figlio Francesco le condoglianze da parte dello staff della nostra emittente. A tal riguardo vi proponiamo uno stralcio dei festeggiamenti in occasione dei suoi 102 anni di età, fatti dall'associazione ANIOC di Agrigento presso il foyer del Teatro Pirandello. Stasera tante sorprese. Pochi sanno, intanto non poteva essere diversamente stasera, che il cavaliere ufficiale Nino Bellomo non avesse la presenza, grazie all'invito di Francesco, di ben una trentina di cavalieri insigniti che sono presenti in sala e che vogliono omaggiare Nino Bellomo. Io penso di dover interpretare il pensiero di tutti per l'affettuosità che Nino Bellomo ha avuto per i suoi, io dico 40 anni di appartenenza, perché lui è uno dei soci più anziani, fondatori, che ad Agrigento per primi hanno portato avanti la nostra associazione, l'associazione ANIOC. L'associazione ANIOC non è altro che un'associazione di insigniti che hanno ricevuto le licenze cavalleresche. Allora abbiamo pensato di fare un piccolo omaggio a Nino. Grazie. È semplicemente un qualcosa che ha una piccola tecnica.
ufficiale Nino Bellomo, al cavaliere ufficiale Nino Bellomo, grande interprete e grande alleato, premio alla longevità, Agrigento, 31 luglio 2024. Grazie. Lui era una figura più ierarchica di me e quindi fa più bella figura, e anche lui, che io ringrazio profondamente. Tra l'altro siamo contenti perché Nino, essendo juventino, finalmente ha preso lui la Coppa dei Campioni. Coppa dei Campioni a Nino Bellomo. Grazie, siamo arrivati veramente alla fine adesso. Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia, interviene affermando si ponga fine al commissariamento della Camera di Commercio del Sud-Est, restituire la governance alle imprese, il servizio. È giunto il momento di porre fine al lungo commissariamento della Camera di Commercio del Sud-Est e di restituire pienamente la governance alle associazioni che rappresentano il reale interesse delle imprese del nostro territorio. A dichiararlo è Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia, che sottolinea la necessità di restituire la centralità al sistema camerale in un momento cruciale per le scelte strategiche e lo sviluppo economico dell'area. La delicatezza di alcune vicende da cui dipende il futuro produttivo ed economico di una delle aree più dinamiche della Sicilia richiede una guida legittimata, stabile, condivisa. La privatizzazione della SAC, la Società Aeroporti di Catania, esempio, non può essere gestita da un commissario, per quanto capace e autorevole, ma deve essere frutto di un confronto trasparente tra le rappresentanze imprenditoriali del nostro territorio. Occorre, conclude Messina, ristabilire quanto previsto dalla legge, ovvero il ruolo delle rappresentanze associative, per garantire un governo delle istituzioni camerali sottratto a influenze improprie e condizionamenti della politica. Solo così sarà possibile rilanciare la missione originaria delle Camere di Commercio, cioè quella di essere strumenti autentici di supporto allo sviluppo delle imprese. Vediamo ora questo comunicato di Mariamico di Agrigento. Il fiume Palma subisce giornalmente attacchi dannosi che minano la sua salubrità. Nel periodo autunnale i frantoi lo riempiono di acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive. Il depuratore di Palma di Montechiaro, malfunzionante, lo satura quotidianamente di coliformi fecali e enterococchi e ora gli tocca subire questo nuovo inquinamento. In questi ultimi giorni il fiume Palma ha cambiato di colore, è diventato completamente bianco. Mariamico ha quindi chiesto ai carabinieri, all'ARPA e all'AS di scoprire quale sia la causa di questa grave metamorfosi che porterà inevitabilmente anche all'inquinamento del mare prospiciente. Continuano i controlli da parte dell'assessorato alle politiche sociali del terzo settore, altri 198 enti ammessi al registro unico nazionale. Per l'assessore regionale Nuccio Albano, controlli nell'interesse di tutto il settore. Sono 198 gli enti del terzo settore ammessi al registro unico nazionale, cosiddetto RUNS, dopo la sospensione dei decreti di cancellazione predisposta dall'assessorato regionale delle politiche sociali, che riguardava ben 843 associazioni. A oggi dunque sono 2.573 gli enti che dovevano provvedere a regolarizzare la loro posizione per l'inclusione nel registro. 1928 hanno presentato la corretta documentazione, ne rimangono invece esclusi ben 645. Sospendere l'esecutività dei decreti, ha affermato l'assessore regionale alle politiche sociali Nuccio Albano, ha consentito a questi enti di fornire la documentazione corretta ed essere quindi iscritti al RUNS. I nostri uffici hanno svolto un lavoro attento e preciso nell'interesse di tutto il settore e si sono resi disponibili a fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento. Gli oltre 9.000 enti presenti sul territorio
svolgono importanti prestazioni per le fasce più deboli della popolazione, promuovendo valori di solidarietà, inclusione e partecipazione, e l'attività di controllo dello Stato e dell'amministrazione regionale è un elemento essenziale per evitare forme di illegalità o di criminalità diffusa. Per la cronaca, un incendio di quasi certa natura dolosa ha carbonizzato un'autovettura Alfa Romeo di proprietà di un 60enne di Ravanusa, commerciante, posteggiato in via Padre Luigi di Rosa. A lanciare l'allarme alcuni residenti che hanno notato le fiamme. Sul luogo hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della locale stazione. Nel corso del sopralluogo è stata rinvenuta e sequestrata una bottiglia di plastica contenente residui del liquido infiammabile, verosimilmente benzina. La Procura della Repubblica di Agrigento, notiziata dell'accaduto, ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento al carico di ignoti, con l'ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio. E i vigili del fuoco di Corso Argentina di Licata sono intervenuti questa notte in via Antonio Cassarà per un incendio che si è sviluppato in una villetta disabitata. Con molta probabilità qualcuno si è intrufolato all'interno della stessa abitazione, appiccando il fuoco a 2 materassi nella camera da letto. Lanciato l'allarme, sul posto i vigili del fuoco che hanno perso il rogo e che si è sviluppato al piano terra e al primo piano, presenti anche i poliziotti del locale commissariato che hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo. Vediamo ora un servizio sui ritardi dell'ASP di Trapani, curato dagli stessi colleghi. Sui ritardi dell'ASP trapanese sono ancora tante le domande e le paure. A parlare ancora una volta il dottor Alberto Di Girolamo. Da circa 2 mesi si parla del ritardo dei referti degli esami istologici che sono stati consegnati dopo diversi mesi e in alcuni casi addirittura dopo 8-10. Fatto gravissimo, forse mai successo. Ebbene, presi da questo scandalo e da questo dramma non si è più parlato dei tempi delle liste d'attesa. Un problema forse comune a tutta l'Italia, ma non certo quanto. In Sicilia l'entità e la gravità del problema è stato evidenziato dallo stesso ex direttore generale, dottor Croce, in una intervista rilasciata a Mezzoradio. Una enormità, un numero impressionante, quello sottolineato da Croce, per non parlare di chi ha deciso, visto i tempi lunghissimi, di rivolgersi direttamente al privato. Gli accertamenti normalmente servono per escludere o confermare il sospetto di patologie più o meno gravi, cardiovascolari, oncologiche e così via. È quasi sicuro che quando queste 40.000 prestazioni, perché di tanto si parla, saranno espletate, si troveranno patologie in stato già avanzato e in un numero sicuramente maggiore degli oltre 300 soggetti con una diagnosi di cancro. Dal governo nazionale e regionale continuano a dire che hanno stanziato dei fondi per azzerare le liste d'attesa, ma in questa provincia e in Sicilia non si vedono i risultati. Il ritardo non è dovuto solo alla carenza di medici che mancano in alcune discipline, vedasi pronto soccorso, e non solo. Chissà perché attualmente i cittadini del comprensorio Marsala Petrosino, che sono circa 100.000 afferenti all'ospedale di Marsala, hanno difficoltà, per esempio, ad essere seguiti negli ambulatori ospedalieri e in particolare i cardiopatici, e quindi non si sottopongono ad alcuni accertamenti diagnostici relativamente semplici ma fondamentali nell'iter diagnostico e terapeutico, vedesi per esempio l'elettrocardiogramma sotto sforzo, l'ECG, l'ecocolor Doppler dei vasi arteriosi e venosi, la visita cardiologica post dimissioni. Questi accertamenti non vengono eseguiti perché ci sono 5 cardiologi solamente in servizio rispetto ai 14 che dovrebbero esserci. Un ospedale per 100.000 abitanti con un reparto di cardiologia con terapia intensiva non può avere in servizio un minimo di 9-10 medici per assistere meglio i ricoverati, fare le consulenze agli altri e gli ambulatori di secondo livello.
Non c'è reparto ospedaliero che possa funzionare bene senza ambulatori che servono a fare filtro nei ricoveri, a seguire in post di missione almeno i pazienti più compromessi. Anche per molti altri accertamenti diagnostici i tempi di attesa sono diversi mesi e spesso occorre fare decine e decine di chilometri rispetto al comune di residenza. Alcuni addirittura vengono invitati a recarsi negli ambulatori dell'ospedale di Pantelleria, una follia, dice ancora Di Girolamo. Mi sembra un'organizzazione senza logica. Inoltre diversi cardiologi che lavorano negli altri ospedali vengono spesso utilizzati come medici di pronto soccorso, creando malessere e frustrazione. È normale che alcuni di questi lasciino il posto di lavoro, trasferendosi in altre strutture, addirittura licenziandosi. Il medico specialista giustamente vuol fare il lavoro per cui ha studiato e non il tappabuchi. Perché sta avvenendo tutto questo negli ultimi anni? Perché i cittadini devono essere costretti a curarsi a pagamento? Non è accettabile. Certo, 10, 100 più persone che muoiono per la cattiva organizzazione non si notano e non fanno rumore. Ormai ci siamo assuefatti al brutto. Quando gli avvocati denunceranno le gravissime carenze di personale, di posti letto, di apparecchiature, di disorganizzazione, perché ci deve scappare il morto e dopo cercare un colpevole che chissà perché non è mai uno o più della filiera di comando? I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno dato esecuzione a 2 ordinanze cautelari con cui, su richiesta della procura di Patti, è stato disposto il sequestro di oltre 1,2 milioni di euro a titolo di profitto illecito. Secondo l'accusa, la somma sarebbe frutto di una maxitruffa realizzata da più persone in materia di bonus edilizi, perpetrata nella prima fase di erogazione delle agevolazioni fiscali, antecedenti al decreto antifrode del 11 novembre 2021. In particolare, militari delle tenenze di Sant'Agata di Militello, Patti e Capo d'Orlando, coordinati dalla procura di Patti, hanno individuato la condotta illecita di 8 persone che, con azioni analoghe, avevano generato direttamente dai rispettivi cassetti fiscali, sul portale dell'Agenzia delle Entrate, crediti inesistenti dopo lavori di ristrutturazione edilizia, bonus facciate, sisma bonus e bonus ristrutturazione, su immobili inesistenti o di proprietà di ignari soggetti. I crediti generati fittiziamente sono stati ceduti a Poste Italiane, estranea all'inchiesta, che ha accreditato i corrispettivi su conti correnti accesi appositamente. Le somme sono state poi trasferite all'estero, in brevissimo tempo e in maniera frazionata, su conti correnti in Lituania, Estonia, Belgio e Regno Unito attraverso l'utilizzo di società che forniscono il servizio di IBAN virtuali, in modo da ostacolarne la tracciabilità. Per tale motivo gli 8 indagati sono stati anche ritenuti responsabili del reato di autoriciclaggio. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.